Eccolo Agis Emanuil, il noto attore greco che come Forrest Gump corre, ma lui corre con uno scopo ben preciso per la salvaguardia dell'ambiente. Arrivato nelle scorse ore a Venezia, lo vediamo percorrere la città sempre di corsa, in lungo e in largo, da Piazza San Marco alle calli dello shopping, fino a quelle delle note rive turistiche, concedendosi da vero divo consumato anche per qualche foto con chi lo ferma e lo riconosce, con l'immancabile e obbligatoria però gita in gondola, ma stavolta da appassionato turista che ama la bella Venezia. Agis dice di essere stanco ma felice dopo 5 giorni di corsa e oggi per questa nona tappa lo vediamo correre da Piazzale Roma verso Padova dove si fermerà per la notte facendo sosta al Santo. Λοιπόν, σήμερα γίνεται διεθνής ευρωπαϊκή η δράση. Quindi altra ripartenza verso Milano e poi Torino per arrivare, dopo essere partito da Atene, alla meta finale, Glasgow, dove si terrà la conferenza ONU sul clima. Που έχω και το αυτοκινητάκι μου. Φύγαμε. A sostenerlo per la tappa di Venezia con il World Human Forum anche il veneziano Giovanni Leone, architetto e presidente dell'Associazione dei residenti di Dorsoduro. Anche lui di corsa per ben 6 lunghi chilometri senza preparazione atletica, ma certo tutto si fa per dare visibilità all'iniziativa sul tema dei cambiamenti climatici che tanto coinvolgono anche l'amatissima Venezia.